Bene, eccoci tornati in studio, ultima parte di questa puntata di TV7 Match che come sempre è dedicata al percorso di avvicinamento al voto regionale appunto del prossimo 24-25 novembre. Allora, Ermanno, anche questa sera abbiamo un ospite, un esponente politico ovviamente che si presenta per, come dire, andare a Venezia, andare a Palazzo Ferrofini in Consiglio regionale e come dire, rappresentare i veneti e soprattutto difendere quelle che sono le priorità per la nostra regione. Certo. Allora, quello che è importante appunto ed è con noi Francesco Rucco, quello che è importante è parlare del Veneto, ma soprattutto parlare quelli che sono i progetti del vostro partito per sistemare, per risolvere quelli che sono rimasti i problemi del Veneto. Allora, i problemi del Veneto sono molti, perché naturalmente le tecnologie crescono, perché ci sono tante, diciamo, trascuratezze nei confronti di questa regione che invece paga buona parte delle tasse che arrivano al governo italiano e che naturalmente concorre a quello che è lo sviluppo della nazione italiana. E allora c'è da combattere per riuscire a dare il minimo indispensabile perché il Veneto possa progredire, perché lo sforzo di progressione c'è da parte dei veneti, però non è accompagnata da altrettanti servizi di cui se ne devono agevolare. Allora, Francesco Rucco, prego. Intanto buonasera, grazie per l'invito alla trasmissione e mi date l'occasione di affrontare anche per questa campagna elettorale dei temi a cui teniamo tutti, perché quello che stiamo, diciamo, vedendo in queste settimane è un Veneto che dibatte tra centrodestra, centrosinistra, linee, diciamo, liste anche minori, ma parla dei problemi dei veneti che non sono pochi. Questa è una regione che ha fatto molto per questo paese, è la locomotiva d'Italia e resta la locomotiva d'Italia nonostante le difficoltà anche dell'economia, diciamo, reale, le difficoltà dei veneti di arrivare a fine mese, delle nostre imprese rispetto al tema della burocrazia, rispetto al tema delle imposte che sono soffocanti, parlo da partita IVA quindi so di cosa stiamo parlando e quindi da questo punto di vista c'è bisogno di un Veneto che intanto persegua la strada dell'autonomia. Lo dico da esponente di Fratelli d'Italia non a caso, perché Fratelli d'Italia Veneto comunque sostiene l'autonomia del Veneto anche a Roma. Io l'ho fatto a livello anche personale nel mio mandato da Presidente della provincia di Vicenza. L'autonomia è fondamentale. Poi su quali materie, su come ci arriviamo, quello è il lavoro che dovrà svolgere naturalmente il Parlamento italiano, sul quale si sta lavorando. I veneti devono fare squadra perché quell'autonomia diventi un'autonomia reale sul maggior numero possibile di deleghe, di materie, di competenza appunto regione-Stato e questo è un tema fondamentale. Dall'altra parte il Veneto, io ho girato in questi mesi le nostre imprese nei territori dal comune, dalla città dove mi ho visto sindaco ai comuni più piccoli del territorio. Abbiamo una realtà imprenditoriale che è formidabile, gli imprenditori sono presenti in ogni contesto, in ogni materia immaginabile, addirittura abbiamo anche fortissime aziende che lavorano oggi sull'aerospaziale, sappiamo quanto l'Europa stia investendo oggi su questo tema e dobbiamo lavorare perché gli imprenditori possano avere il sostegno in un momento di crisi internazionale gravissimo, legato alle guerre ma anche proprio al sistema economico e alle scelte, alcune volte anche scellerate, ce lo diciamo, vedete il Green Deal, quanti problemi ha determinato sul tema dell'automotive, quindi tutto l'indotto che dalla Germania arriva sul Veneto di coloro che lavorano nelle imprese sul tema dell'auto e che oggi sono in forte difficoltà. In Germania sì, questa descrizione è interessante, però la può fare solo chi è all'opposizione.
Ma siccome voi siete al governo, adesso dite cosa fate per il Veneto, perché l'importante è questo. Noi abbiamo bisogno di autostrade, abbiamo bisogno di ferrovie, l'alta velocità in Veneto non c'è, c'è in Lazio, c'è in Campania, c'è in Lombardia, c'è in Piemonte. Il Veneto non ha 1 chilometro di alta velocità. Noi paghiamo il biglietto partendo da Padova per andare a Roma per l'alta velocità, e invece è una truffa, perché fino a Bologna noi andiamo con un treno a velocità normale. Di conseguenza, se ci fosse una rotaia ad alta velocità, naturalmente noi guadagneremo almeno mezz'ora per arrivare a destinazione a Roma. Ecco, per fare un esempio. Allora, quali sono le proposte? Le proposte per il Le Veneto autostrade sono non ci sono. Cosa facciamo per la viabilità? Perché abbiamo 2 problemi. Uno, che è il traffico determinato dalla mega produzione, come giustamente diceva, dei Veneti, quindi abbiamo le autostrade piene di camion a doppia corsia, i camion che viaggiano a doppia corsia, rimane solo una corsia per le auto, ma poi neanche le strade statali, ma neanche le strade provinciali. Allora abbiamo delle strade che comportano, diciamo, quantità di persone che muoiono inutilmente solo perché non sono ancora state terminate, ed è la Venezia-Trieste, che ha portato un sfacelo di persone che hanno avuto incidenti mortali. Allora, vogliamo dire come ci batteremo per i prossimi anni? Prego. I prossimi anni saranno anni di grande cambiamento. Intanto ci sarà un'amministrazione regionale che non sarà solo a guida Lega, ma sarà una guida probabilmente di centrodestra, di una coalizione, come è espressione del governo centrale. Dovremo essere chiari su alcuni temi di stretta competenza della Regione Veneto e quindi dell'amministrazione regionale. In particolare bisogna parlare di sanità. La sanità, lo dico, va tutto bene? No, non va tutto bene. Lo sappiamo che c'è una carenza di personale, di medici, di infermieri, però va sicuramente riorganizzata, e lo si fa attraverso risorse economiche che devono arrivare dal governo centrale, e Giorgia Meloni in questa manovra e nei prossimi 2 anni ha allocato 7 miliardi in più che saranno spalmati nei 3 anni. E sicuramente bisognerà fare di più dal punto di vista della scelta dei futuri manager della sanità, parlo della parte tecnica, non della parte politica, che dovrà dare un cambio di marcia a questa sanità, che ha qualità nei professionisti, negli operatori della sanità, ma non ha, diciamo, un'organizzazione tale per dare le risposte che il cittadino si aspetta. Sulle infrastrutture sono d'accordo con lei, la TAV è un tema centrale. Però va anche detto, l'ho vissuta da sindaco, da presidente della provincia, in particolare la tratta Vicenza-Padova, che è in fase di realizzazione e progettazione, è già determinata. Il governo centrale dovrà allocare le risorse per realizzarla. Oggi siamo arrivati ai confini della città di Vicenza ad Altavilla, quindi la tratta, diciamo, Verona-Altavilla, quell'otto, è in fase avanzata di lavorazione. Questa però è la cosiddetta alta velocità, alta capacità. Cosa vuol dire? Che sì, c'è sicuramente la velocità, ma c'è soprattutto la capienza nel trasporto. Si chiama alta capacità perché il numero dei treni di trasporto di persone che passeranno sono in numero molto maggiore rispetto ad oggi, e quindi avremo un passaggio molto più frequente. Questo anche per alleggerire, come diceva giustamente lei, il traffico dell'autostrada A4, che evidentemente, noi parliamo della Brescia-Padova visto che è casa nostra, ma tutto il tratto Milano-Venezia o addirittura Torino-Trieste è particolarmente intenso grazie anche all'attività, all'attivismo delle nostre imprese. E anche qui insomma, l'alta velocità, alta capacità, almeno per quanto riguarda la zona di Vicenza-Padova, si sta andando avanti con la fase della progettazione e con la fase della realizzazione per il primo lotto. I lotti 2 e 3 cosiddetti, il lotto 3 è quello che porta da Vicenza Est a Padova, è già stato, la parte padovana è già stata anche progettata, bisogna allocare le risorse perché quelle sì sono necessarie. Come sapete, una parte di quelle risorse le investe, le mette l'Europa,
che è il maggior contribuente su quest'opera infrastrutturale fondamentale. Ma non abbiamo data approssimativa? Io posso parlare per Vicenza. 2090? No, non è 2090. No, cioè, allora, diciamo le nostre... la parte di Vicenza, Verona-Vicenza, la prospettiva è la parte ovest di Vicenza è dai 5 ai 7 anni fino ai lavori. La parte est è più lunga, secondo me supera da oggi i prossimi 10 anni, andrà oltre 10 anni. Io ho visto in Germania che fanno una tecnica, invece di partire da Milano a fare l'alta velocità, partono a pezzi, cioè da Vicenza, da Padova, da Venezia, poi congiungono i binari e ci mettono pochissimo tempo. Perché non riusciamo a farlo anche noi? Copia e incolla, prego. Questa è una critica obiettiva, oggettiva. Ci batteremo e faremo sciopero perché finalmente ci diano l'alta velocità, ma soprattutto un'altra cosa, la metropolitana di superficie. Metropolitana di superficie è un altro tema. Tra l'altro noi da tempo ci stiamo battendo perché ci siano dei collegamenti, io ovviamente parlo per la parte vicentina, sì, perché sono candidato nel collegio di Vicenza e ho fatto il sindaco e presidente della provincia. I collegamenti da Vicenza a Treviso, da Vicenza a Bassano, da Vicenza a Schio hanno necessità di avere questa metropolitana di superficie e laddove possibile una linea elettrificata che tutte le categorie richiedono, perché oggi si viaggia su impianti che risalgono addirittura a oltre 50 anni fa, quindi vetusti, con difficoltà eccetera. E credo che l'obiettivo sia quello di migliorare le infrastrutture del Veneto, quindi la TAV, la pedemontana è stata realizzata e devo dire costa perché la faccio e francamente adesso vedremo anche chi si occuperà in futuro della gestione, perché c'è una doppia partita tra la gestione interna, come ho letto anche di recente, voluta dalla Lega del Veneto, o la gestione esterna, che è quella delle concessioni autostradali statali sotto il Ministero dei Trasporti del Ministro Salvini. Però è una struttura che posso garantirvi, per chi ha il territorio, collega oggi la 4 con Treviso, passando per Vicenza Bassano, con un collegamento che ha dimezzato i tempi di collegamento tra i vari territori, quindi questo vuol dire dare la possibilità all'impresa di essere raggiunta. Una volta da Vicenza per andare a Bassano, faccio un esempio molto semplice, ci voleva mediamente dai 3/4 d'ora a un'ora, oggi in 20 minuti grazie alla pedemontana si arriva. L'altra opera infrastrutturale su cui intendo battermi è la A31, prolungamento della A31 da Piovene Rocchette, Vicenza Nord, Piovene Rocchette, Trentino. La parte veneta è già stata realizzata dal punto di vista progettuale, manca la parte trentina che secondo il Presidente della provincia di Trento dovrebbe sbucare, secondo noi a Trento, secondo Fugatti a Rovereto. Al di là di dove sbuca bisogna che venga realizzata, è un'opera strategica perché aprirebbe un corridoio diretto per la parte veneta direttamente sull'Europa centrale, bypassando la 22 che è altrettanto intasata tanto quanto la 4, spesso e volentieri. Allora, l'ospedale di Padova quando comincia? L'ospedale di Padova, prima possibile? Sì. Dovevano già averlo iniziato, l'ho detto anch'io prima possibile, solo che ci vuole uno che abbia potere politico e lei si propone come tale per dire cominciamo questo ospedale che sono 50 anni che stiamo aspettando. Prego. Assolutamente, peraltro l'ospedale di Padova attuale vive in un contesto che ormai è saturo, se pensate solo al parcheggio evidentemente le difficoltà ci sono, quindi il project che riguarda l'ospedale di Padova deve essere portato avanti. Zaia ha segnato, ha tracciato la direzione, sta ora il prossimo Presidente della Regione, che tutti auspichiamo essere Alberto Stefani, con una presenza importante di Fratelli d'Italia nella maggioranza, che avrà più peso rispetto al passato, certo, perché ricordo che nella giunta di Zaia c'era un assessore di Fratelli d'Italia, si chiama Elena Donazzana, che tra l'altro oggi non sarà più candidata perché è in Europa. Speriamo insomma che si possa lavorare insieme in squadra per portare avanti tutte le opere strategiche. Parliamo dell'ospedale di Padova, ma vi parlo anche dell'ampliamento dell'ospedale San Bortolo di Vicenza.
Certo. Ultima cosa, la scuola. Riusciamo a fare una riforma? Abbiamo appena parlato adesso di intelligenza artificiale. A scuola l'intelligenza artificiale è vietata, sono vietati i telefonini. Non è utile, visto che sono ormai mezzi di comunicazione essenziali. Invece creare una didattica proprio per saperli usare e a non andare incontro ai pericoli che questi meccanismi possono anche generare. Prego. Allora, la Regione Veneto ha, come sapete, costruito, realizzato i cosiddetti ITS, che sono gli istituti tecnologici che si occupano di varie tematiche. Un importante istituto è stato aperto a Padova, che ha come oggetto di formazione l'utilizzo da parte del mondo del lavoro, dei neodiplomati, perché parliamo del post-diploma scolastico, l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Ne è presidente e responsabile il dottor Battistella Francesco, che è un imprenditore di Valdagno, di un'azienda importante del Valdagnese, che ha lanciato questa idea, che ha trovato riscontro ed è partita questa scuola di formazione. Anche all'interno della scuola cosiddetta obbligatoria c'è importante far capire ai nostri ragazzi prima di tutto come si usano gli strumenti tecnologici, tra cui telefoni e iPad, e dall'altra parte educarli a un utilizzo corretto, perché l'utilizzo scorretto porta anche a conseguenze spesso purtroppo nefaste. E quindi sono d'accordo con lei che il telefonino deve entrare a scuola, però per essere oggetto di insegnamento e di buon utilizzo. E l'intelligenza artificiale deve essere uno strumento come lo fu 30 anni fa Internet, quando arrivò per la prima volta e nessuno di noi sapeva cosa fosse. Esatto. Allora, adesso facciamo un intervallo. Franco Rocco, Fratelli d'Italia, facciamo un incipit. Francesco Rucco, 52 anni di età, leccese di nascita, vicentino di adozione. È un avvocato, è sposato con Ilaria ed è padre di 2 figlie. Il suo impegno pubblico è iniziato nel 1995, ma è nel 2003 che viene eletto nelle fila di Alleanza Nazionale per la prima volta in Consiglio Comunale. Nel 2013 è risultato il candidato più votato dal centrodestra e fonda l'associazione Idea Vicenza. Dal 2018 al 2023 è sindaco del capoluogo berico e nello stesso periodo ricopre il ruolo anche di presidente della provincia di Vicenza. Durante il suo mandato ha lavorato su temi come la sicurezza, la riqualificazione urbana, la semplificazione burocratica, con un approccio pragmatico e una forte impronta civica sostenuta da una coalizione ampia. Ora punta a portare tra le fila di Fratelli d'Italia la sua esperienza a Venezia, con un programma che mette al centro lo sviluppo economico, la sanità territoriale, ambiente e infrastrutture, senza dimenticare la valorizzazione delle autonomie locali. Il suo percorso politico è stato caratterizzato da una capacità di sviluppare il dialogo tra le forze diverse, con una guida decisa, capace di affrontare sfide complesse come la gestione del post-pandemia e il rilancio di Vicenza come città attrattiva e dinamica. Ora è iniziata la corsa per un posto a Palazzo Ferrofini a Venezia, sede del Consiglio regionale Veneto. Francesco Rucco non promette miracoli, ma impegno quotidiano, serietà e dedizione. Mi ci ritrovo. Scusi? Mi ci ritrovo. Bene, grazie. Molto piacere. E quindi diciamo una proposta ai nostri telespettatori a cui lei non può rinunciare. Prego. Una proposta sicuramente sarà quella della riforma della polizia locale per la regione, perché se è pur vero che la polizia locale è di competenza statale, la regione può fare molto su questo tema. La polizia locale deve essere rivista e riorganizzata, non deve essere solo codice della strada o multe, quindi il vigile non deve essere quello che va a fare solo le multe per i divieti di sosta o per l'eccesso di velocità, ma deve essere una figura di supporto alle forze dell'ordine, che hanno evidenti carenze nei loro organici, che spesso si trovano di notte a intervenire ad esempio sui sinistri stradali e non possono intervenire sull'ordine pubblico o comunque sulla sicurezza urbana. La polizia locale quindi può essere un supporto, deve essere
dotata di tutte le strumentazioni oggi che vengono utilizzate, ad esempio Padova fa la sperimentazione sul taser, Vicenza il taser viene osteggiato come strumento di utilizzo di prevenzione e sicurezza anche dell'agente stesso, la bodycam, i mezzi più moderni per poter andare in strada e soprattutto controllo del territorio attraverso dei nuclei operativi di sicurezza, NOS, che sono corpi speciali della polizia locale che devono controllare il territorio. Il vicentino, il cittadino in generale, chiede che ci sia la presenza delle nostre forze dell'ordine e anche la presenza della polizia locale. La polizia locale deve essere in prima linea, a sostegno, non in sostituzione, perché ha delle competenze diverse. Grazie a voi della proposta e soprattutto chiediamo ai nostri telespettatori che pensino bene a quello che è stato proposto fino adesso e che naturalmente vadano a votare, perché l'importante è la partecipazione in questo caso. Certo. Grazie infinite. Grazie a voi, buonasera. Certo, c'è questa necessità di richiamare gli elettori alle urne, perché abbiamo visto le regioni che sono già andate al voto hanno registrato purtroppo un calo importante proprio dell'affluenza alle urne. Grazie a Francesco Rucco per essere stato qua con noi. Voi, Francesco buonasera. Rucco di Fratelli d'Italia. Noi ci fermiamo qui per quanto riguarda questa puntata di TV7 Match e ci ritroviamo venerdì prossimo come sempre alle 21. Buonanotte a tutti.